Siete partiti da questa situazione? Siamo partiti facendo capire a tutti che la situazione, come si può vedere da questa foto satellitare della NASA, è una situazione che coinvolge l'intera pianura padana. Ed è questa la situazione da giorni sopra le nostre teste e dentro ai nostri polmoni. Concentrazioni altissime di polveri sottili che hanno imposto al comune di Treviso l'emissione di una nuova ordinanza antismog. Limitazione alla circolazione delle non catalizzate rimangono le stesse dal lunedì al venerdì, stessi orari, stesse limitazioni e stesse deroghe. Il fine settimana, per 3 fine settimana dal 6-7 febbraio, targhe alterne, partendo giorno pari, giorno dispari, targa dispari. Quindi traffico alternato per il prossimo fine settimana, ma anche il 13-14 e il 20-21 febbraio. Farà fede l'ultimo numero della targa. Motori spenti davanti al rosso dei semafori e ai passaggi a livello chiusi, come misure nuove per i veicoli rispetto all'ordinanza già in vigore. Confermata la domenica ecologica il 3 aprile, così come le porte chiuse dei negozi per evitare dispersioni inutili. Importante la limitazione per le stufe a legna e anche a pellet che siano in rinforzo ad impianti già esistenti. Queste non verranno utilizzate se a basso rendimento. E sempre in tema riscaldamento, 18 gradi al massimo in tutte le case per un'ordinanza che domani verrà portata in regione con l'obiettivo di unificare i provvedimenti. Per i furbetti in strada le multe andranno da 164 a 633 euro, per quelli in casa da 25 a 500 euro, con il sindaco che è stato perentorio sui controlli, decisamente più restrittivi rispetto all'ultima domenica ecologica. Lei ha detto arriveremo anche a punirne uno per educarne 100. Perché purtroppo non tutte le persone si riescono a convincere a parole. Certo, la potenzialità di punizione o di multa ci deve essere, e quindi c'è, l'abbiamo messa e ci saranno i controlli.